Un campanile che svetta tra la vegetazione del bosco, con una parte dei resti dell'abside e delle mura perimetrali. Questo è ciò che rimane della chiesa di San Martino di Licciorno, costruita nel XII secolo dai monaci benedettini di Bolzone e tradizionalmente riconosciuta come la parrocchia più antica della valle. È la salvaguardia e la valorizzazione di questo luogo alla base dell'evento Medioevo e Mistero a San Martino di Licciorno, organizzato dal Circolo Acli Amici di Sopra la Croce. Il sabato 21 di settembre in cui abbiamo organizzato un trekking che parte da Sopra la Croce e arriva prima di tutto la prima tappa a San Martino di Licciorno, proseguendo si arriva al volto megalitico, che è una delle sculture rupestri più grandi d'Europa, fino ad arrivare all'abbazia di Borzone. Invece domenica 22 settembre partirà dalle 11 del mattino con laboratori, bancarelle artigianali eccetera, con cucina tipica locale, in cui ci sarà anche il nostro piatto tipico di Sopra la Croce, che è la baciocca, e si susseguiranno danze medievali, circensi, illusionismo, magia, fino ad arrivare a sera con un aperitivo e lo spettacolo col fuoco. A supportare l'evento anche il Consorzio per l'ospitalità diffusa del Parco dell'Aveto, in prima linea per promuovere iniziative che permettano di valorizzare il territorio, conoscerne la storia e le persone che vi abitano. Per il nostro consorzio questi eventi sono un po' la spina dorsale, perché è il modo di fare turismo al di là dell'ospitalità, è un fattore di completare quello che è la bella ospitalità che le nostre tre valli, i nostri 5 comuni hanno sul territorio. Per cui noi tutte queste manifestazioni cerchiamo di sposarle, di dare una mano a tutte queste persone che hanno voglia e ci mettono cuore e sentimento nel fare questo tipo di attività, perché tramite queste attività noi facciamo conoscere il territorio, la sua storia, i suoi sentimenti e le persone che l'hanno creato, e questo è il valore aggiunto del nostro entroterra.